Appuntamenti in agenda per giovedì 9 ottobre. Dalle 9 alle 13 lungo le sponde del torrente Rupinaro a Chiavari si svolgerà un'esercitazione di protezione civile con la prova di allarme in caso di rischio idrogeologico e idraulico. Roadshow, poli di ricerca e innovazione della Regione Liguria, l'evento organizzato dai 5 poli regionali nella sede di Confindustria in via San Vincenzo a Genova, un'occasione per raccontare l'ecosistema ligure dell'innovazione e condividere esperienze. L'inizio alle 9:30. Nella sala consigliare della città metropolitana di Genova dalle 9:30 si apriranno i lavori del convegno internazionale di studi Visioni d'Europa nella Resistenza. Le sessioni proseguiranno per tutta la giornata. Torna al quarto Pianeta Festival alle 17:30 nella sala del centro social dell'ex ospedale psichiatrico di Quarto sarà presentato il libro Una storia di parole, 10 anni di poesia, racconti e riflessioni a cura di Marina Martignone. Nella sala Film Club del circuito Sivori in salita Santa Caterina a Genova alle 18:45 sarà proiettato il film Dalai Lama, la saggezza della felicità. Dalle 20 alle 22 in piazza Colombo a Genova, fiaccolata per la pace in Palestina, interventi sul palco di rappresentanti istituzionali e di associazioni. Nell'ambito della stagione musicale genovese La Voce e il Tempo, alle 21 al Teatro della Tosse e la Clac andrà in scena Edith et moi, omaggio all'iconica figura di Edith Piaf della burattinaia Yael Rosolì. Alle 21:15 al Cinema Centrale di Santa Margherita Ligure sarà proiettato No Other Land, film documentario vincitore del premio Oscar che racconta gli sforzi di Basel Adra e altri palestinesi per opporsi alla distruzione del loro villaggio.